A Stregna il recupero delle aree riconquistate dal bosco si realizza grazie a sinergie tra le imprese locali. Il concetto chiave è economia circolare. L'obiettivo è il ripristino delle praterie attraverso una filiera corta a costo zero. Ne parliamo con Fabio Gallici, titolare di una delle aziende coinvolte nel progetto. L'intervento che abbiamo fatto qui a Tribil Superiore è un intervento che abbiamo realizzato grazie alla caparbietà e anche, diciamo così, alla volontà del sindaco Luca Postregna, che, sfruttando quelli che sono i vantaggi della legge 10, che dà la possibilità di poter riportare a prato tutti i terreni che sono rimasti incolti e quindi si sono rivegetati a colture arboree negli anni, fino a 500 metri dall'ultima casa praticamente. Quindi la legge 10 prevede che si possano tagliare e riportare a prato questi lotti boschivi. Quindi questi lotti che sono rimasti incolti per tanti anni si sono rivegetati, creando un bosco che crea problemi perché sono troppo vicini alle case, non hanno una grande stabilità perché sono boschi misti, non sono manutentati, e quindi il riportare a prato come era in origine significa riqualificare anche un po' tutto il territorio. La legge 10 dà la possibilità di fare questo e molto meglio di me ne sa parlare Luca Postregna. Lui ci ha coinvolto perché per poter realizzare questo progetto aveva necessità di trovare delle aziende che fossero interessate al progetto. Così, insomma, abbiamo discusso per diverso tempo, siamo riusciti a realizzare questa cosa qua e secondo me è un bel esempio di applicazione dell'economia circolare all'interno dell'ambito forestale. Economia circolare perché? Perché noi siamo una rete di imprese, tutte locali. Unendo le nostre aziende siamo riusciti a trovare una quadra per poter economicamente stare in piedi e riuscire a realizzare questo progetto, quindi tagliare il bosco, recuperare tutto il materiale, tutto questo in una filiera che è al di sotto dei 70 km. Se noi riusciamo a valorizzare questi terreni così poveri e così abbandonati in un modo da renderli economicamente utili, li riusciamo a recuperare, a riportarli al prato come era prima e dargli nuova vitalità, nuova vita.